WhatsApp. Nei prossimi giorni verranno comunicate data e ora per il prossimo match casalingo che si giocherà sempre qui allo stadio Felice Climenti di Solviate Arno contro Scanso Resciate Calcio. Inoltre l'hashtag da utilizzare per condividere tutti i contenuti sui vostri social network è sempre Milan. I rossoneri per continuare un percorso nel quale non hanno incontrato la sconfitta. Un caro saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. È tutto pronto per questo big match, è la terza giornata del campionato di Serie D Girone B. Si gioca Milan Futuro contro Chievo Verona. Inquadrato intanto il direttore Sergio Pellissier, un'istituzione, una vita al Chievo Verona. È stato lui tra l'altro a regalare l'ultima vittoria del Chievo contro il Milan, era il 2005. Pellissier Tiribocchi, gol di Calazze per il Milan, e segnò anche nell'ultimo precedente in casa del Milan. Milan-Chievo era il 2018, era il Milan di Mister Gattuso con Higuain Bonaventura, e 2 gol di Higuain e Pellissier proprio per il Chievo Verona. Adesso è l'artefice della rinascita proprio del club veronese, con la Clivense prima e poi il Chievo Verona, che quest'anno ha ambizioni, come detto, da grande e da grandissima. Prova ne è infatti il primato in classifica con la vittoria nella prima giornata contro Scanso Resciate per 2-1 e la vittoria anche nella prima trasferta in casa della Casatese, un'altra formazione
tra le big di questo girone la Casatese Merate, è arrivato un secco 3-1 contro il Lovi, Sinoni e Ischia, protagonisti. Andiamo a vedere anche la terza giornata, eccola qui, tra sabato e appunto domenica, queste le partite. Anche la Folgore Caratese a punteggio pieno, che gioca in casa, ospita la Castellanzese, e poi via via tutte le altre, con il Pavia che ha affrontato già il Milan e ha perso all'ultimo minuto, un derby pavese contro l'Oltrepò, e poi vedete tutte le altre partite. Andiamo a vedere allora anche la classifica a questo punto della Serie D, del girone B, con, come detto, Verona, Chievo Verona e Folgore Caratese a punteggio pieno, poi dietro Caldiero con Oltrepò con un punto di penalità quota 5 insieme a Ciserano Bergamo, Milan Futuro che era in vantaggio 2-0 contro la Leon, squadra anche lei imbattuta, 2 punti, formazione molto molto interessante, è stata recuperata dunque col 2-2, quindi anche Milan Futuro si trova a 4 punti, ma poteva essere a punteggio pieno a quota 6. Manca dunque sempre meno per questa partita. Abbiamo però sentito con Luca Brivio i protagonisti, 2 allenatori, allora andiamo a sentire mister Massimo Oddo prima di questa partita. Te Luca. Come sottolinea l'ex giocatore anche del Milan, una squadra forte. Prima è stato simpatico anche Siparietta a bordo campo con Paloschi, e tra l'altro ha parlato di una squadra forte, una squadra esperta, perché in Serie D sono tanti giocatori esperti, li stiamo vedendo giornata dopo giornata, li scopriamo in questo campionato magico, la Serie D, un campionato tutto da scoprire e da seguire, e anche il Chievo Verona ha tanti giocatori assolutamente esperti, soprattutto davanti e dietro. C'è Eros Pisano, ma poi andremo a vedere nel dettaglio le formazioni. Ha detto anche spazio a tutti mister Oddo, e scopriremo anche la formazione del Milan, perché in effetti ha cambiato rispetto al pareggio casalingo contro la Leon. Il roster di mister Massimo Oddo è profondo, di qualità, tutti molto giovani, con qualche pedina fondamentale importante come Minotti e Branca, che oggi giocano dal primo minuto. Andremo anche qui a vederla dopo però la formazione ufficiale del Milan. Andiamo a sentire se è pronta l'intervista allora anche a Fabio Cacciatore, che è l'allenatore del Chievo Verona, è stato l'allenatore lo scorso campionato del Treviso, quindi conosce già molto bene la categoria, oltre che è stato un grande giocatore, un difensore arcigno, un giocatore potente, un giocatore che ha fatto dell'esperienza anche una delle sue prerogative. Ha giocato in Serie B, anche tanta Serie A, dal 2009 con la Sampdoria, poi Siena, Varese e infine Hellas Verona. Lui che è nato a Torino, e tra Torino e Juve Pro Vercelli ha mosso i suoi primi passi, e anche lui, come detto, ha giocato diverse partite da giocatore contro il Milan, ma non ha mai vinto da giocatore contro il Milan. È venuto diverse volte anche a San Siro nelle sue esperienze in Serie A, ma non è riuscito a vincere. Vedremo oggi insomma come se la caverà. Andiamo a vedere allora le formazioni a questo punto, le formazioni ufficiali, partendo dal Milan. Partiamo dalla squadra di casa con Oddo che torna, ha cambiato tanto, difesa 3, difesa 4, alterna molto.
anche per insomma, i giovani a prendere più moduli. Boyer in porta, da destra a sinistra Cappelletti, Dutu, Minotti, Carassa, a centrocampo Letu, Sala e proprio Branca, che è la prima da titolare in questa stagione. In avanti Tridente tutto movimento, vedremo come occuperanno le caselle offensive, perché Perina, Traoré e Sia possono giocare in tutti il tridente offensivo. Andiamo a vedere anche la formazione del Chievo Verona, che in questo inizio di stagione tra Coppa e campionato ha praticamente sempre giocato con la difesa a 4, con 4-3-1-2. Oggi però, come spesso accade, chi incontra il Milan si mette con la difesa a 3. Tosi in porta, Eros Pisano, Sbampato, Uge in difesa. A centrocampo Steffè, Prandini, Campatelli, Giassei e Trillò in avanti. Deste, e ad agire alle sue spalle De Cerchio, che è un trequartista, un giocatore offensivo, un centrocampista di qualità, un sottopunta, quindi diciamo che è un 3-5-1-1. Vedremo anche qui come si svilupperà sul campo e come si muoverà sullo scacchiere la formazione guidata da Fabrizio Cacciatore, che per 7 volte da giocatore ha sfidato il Milan. Allora torniamo da Luca Brivio per sentire anche le parole pre-gara dell'allenatore del Chievo Verona, Fabrizio Cacciatore. Queste le dichiarazioni di mister Fabrizio Cacciatore, che ricalcano un po' anche quelle di mister Massimo Oddo. Quindi se da una parte c'è una squadra esperta, dall'altra appunto una squadra di prospettiva, una squadra giovane, una squadra però allo stesso tempo forte. Come ha sottolineato mister Cacciatore, la qualità al Milan non manca, tanti nuovi innesti, però intanto vediamo anche lo staff della prima squadra, perché è presente Corradi in tribuna. E quindi ecco qui anche presente, come anche accaduto la prima di campionato contro la Leon, lo staff della prima squadra viene a seguire ovviamente anche il Milan Futuro, perché si allenano come sapete i ragazzi di mister Oddu a Milanello, quindi c'è uno scambio importante tra le due formazioni anche per quanto riguarda gli allenamenti e la crescita dei giovani di Milan Futuro, perché l'obiettivo del club è quello di far crescere i giovani al di là della categoria, di fargli maturare esperienza e affrontare squadre come il Chievo Verona, del qui inquadrato Paloschi, che come sapete tutti ha esordito e dopo 18 secondi con la maglia del Milan ha trovato il gol a San Siro. Paloschi che lanciato da Carlo Ancelotti, ancora negli occhi degli appassionati rossoneri il sorriso di Ancelotti, che dopo 18 secondi ha visto il giovane, all'epoca giovane attaccante del Milan Alberto Paloschi trovare immediatamente il gol. Classe 90, lo scorso anno 18 gol al Desenzano per Alberto Paloschi, che per la categoria è un lusso assolutamente, e ha segnato praticamente 30 gol negli ultimi 2 anni in Serie D, dopo aver giocato una vita anche in Premier League con lo Swans. Insomma, una carriera che conoscete, una carriera di tutto rispetto. Intanto vedete che ci sono anche i giocatori di Milan Futuro in tribuna presenti, inquadrati, appena arrivati, mentre fa l'ingresso in campo le due formazioni sul manto erboso in perfette condizioni dello stadio Chinetti di Solbiate Arno. Non c'è, tra le altre cose, Valentin, il giovane che ha esordito anche in Serie A con il Milan, ieri era presente a Udine. Non c'è oggi
tra i convocati e probabilmente anche verrà probabilmente coinvolto ancora anche martedì, perché il Milan giocherà in Coppa Italia contro il Lecce a San Siro. Tra l'altro avete anche visto in tribuna il mister in seconda del Milan, Marco Landucci, intravisto di fianco a Corradi. E allora alle spalle vedete anche i tifosi del Chievo Verona che sono arrivati a Solbiate Arno, a 2 passi da Milanello, Carnago, anche un buon numero, mentre la tribuna centrale che non vedete è completamente esaurita in ogni ordine di posto. Questi sono i giocatori del Milan. Andiamo a vedere anche la squadra arbitrale, perché il direttore, il signor Davide Ammannati di Firenze, gli assistenti, i signori Albulen Mucca di Alessandria e Emanuele Materozzi di Arezzo. Ecco qui, allora è tutto pronto per l'inizio di questa partita. Dicevamo che le formazioni che giocano contro Milan Futuro in questo avvio di stagione, tra le 2 di campionato e le 2 di Coppa, hanno sempre giocato con la difesa a 3, e invece nonostante di solito giochino con la difesa 4, stesso discorso per il Chievo Verona. Intanto verrà rispettato un minuto di silenzio per la scomparsa di Matteo Franzoso, lo sciatore che ha perso la vita qualche giorno fa. E allora noi rispettiamo insieme questo minuto di silenzio. Allora, questo è il minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso, giovane sciatore della nazionale italiana, tragicamente scomparso a 25 anni durante un allenamento in Cile. E martedì si terranno i funerali a Sestriere, un caro abbraccio anche alla famiglia. È stato osservato un minuto di Questa è la formazione ufficiale, intanto, che vedete schierata, di Milan Futuro, che oggi, come detto, gioca invece a 4 contro la Leona. Ha giocato con la difesa 3, potrebbe cambiare anche a gara in corso. Il Chievo che scende in campo con la classica maglietta giallo-blu che la contraddistingue, mentre il Milan propone come punta centrale partente almeno Chaka Traoré, che lui, esperienza in Serie A, in Serie B, ha segnato anche con la prima squadra del Milan in Coppa Italia e in Serie A. Comincia Milan Futuro Chievo Verona. E Letù, Carassa, Minotti, arrivato lo scorso anno, grande esperienza anche per lui in Serie C. Quest'anno la prima da titolare. Carassa riceve da Dutu, il capitano. Giro palla del Milan e grande attenzione del Chievo. Ora Sala prova a sgasare, arriva il fallo e la trattenuta di Steffè. Dutu, Minotti, no, palla Carassa, non è leggermente lungo, non riesce a tenere il pallone in campo. Allora la rimessa sarà per il Chievo Verona con Pisano. Nonostante le indicazioni che ci sono arrivate, il Chievo sembra invece giocare con la difesa 4. Chissà che la scoperta, insomma, di un Milan a 4 oggi abbia fatto cambiare in corsa Cacciatore, perché ha interpreti che possono ovviamente scivolare sul manto erboso in base alle caratteristiche proprie e dell'avversario. E ora Carassa, ancora un giro per i rossoneri. Minotti, Dutu, stavolta è Sala basso che viene
a prendere il pallone. Dutu va dietro da Boyer, portiere arrivato lo scorso anno. Si allarga Branca, si abbassa a ricevere al posto di Carassa che prende qualche metro. L'ex Cittadella è scivolata di Eros Pisano, che ha giocato per anni qua a 2 passi a Varese. Anche lui grande esperienza, 120 presenze in Serie A, 140 in B, 120 in C, 487 presenze totali di 3 professionisti. Varese qui sono davvero pochi chilometri. Chaka Traoré per Eletu, gran palla per il 4, 3/4 campo, allarga, cerca la giocata. Perina arriva in sovrapposizione, il pallone dietro e ci sarà la rimessa dal fondo. Perina provato a sfondare a destra, è arrivata la chiusura da parte di Uge. Allora la rimessa laterale, la rimessa dal fondo, scusate, per il Chievo Verona. Lo sbampato adesso sul pallone. Gioca corto con Tosi. A proposito di esperienza, tanti giocatori di categoria per il Chievo, tanti giocatori che hanno giocato molti anni in C e molto più in su, però è importante conoscere la categoria e anche saperla vincere. Prova su tutti ne è Riccardo Tosi, il portiere del Chievo, che ha vinto la Serie D con la Virtus Verona, con l'Arzignano, e con lui altri giocatori del Chievo che hanno già vinto la 4ª serie italiana. Cappelletti adesso con le mani, si muove Sala, ancora Cappelletti, Chaka Traoré di testa, Branca mette giù, rasoiata sulla sinistra, Carassa, controllo a seguire la giocata di tacco di Traoré. Chievo si difende e prova a uscire, Deste è messo giù, il fallo è di Minotti. Patelli aiuta ad alzare il compagno di squadra. Rivediamo l'intervento da parte dell'ex Albino Leffe. Muove il palla sbampato Pisano, pallone in lungo a cercare Campatelli, e adesso ancora il Milan con Cappetelli invece sulla destra, cambia passo il numero 2, arriva la chiusura di Trillò, scambia con Steffè. Eletu cerca di riconquistare il pallone, ma Deste lo allarga nuovamente sulla sinistra. Pallone deviato, questa volta sì, è calcio d'angolo per il Chievo Verona. Allora il primo della partita è per gli ospiti. Salgono le torri, si abbassa il Milan, si abbassa anche Chaka Traoré. De Cerchio lascia la battuta. Trillò, pallone col mancino ad uscire, è basso, allontana in qualche modo Perina, torna ancora a Trillò sulla corsia esterna, Sala su di lui, ci mette la gambona, resta in zona offensiva il Chievo, questa volta con le mani. Il cerchio, Perina riesce ad andare via in un fazzoletto, la giocata, un paio di suolate, pettinate al pallone, poi Eletu cerca spazio, manca l'aggancio Carassa. E allora Pisano adesso sale con le mani. Passa a giocare questo pallone Steffè. Spampato. Riceve da Auge. Pallone lungolinea per Campatelli. Protegge Carassa con il fisico. E allora rimessa dal fondo per il Milan. La giocata qui in fase difensiva è positiva da parte di Berkay Carassa, metà turco, metà tedesco, il terzino appena arrivato a Milano. 6 minuti sul cronometro, le squadre si studiano questo avvio di gara. Boyer, testa alta, invece appoggia, finestra per Cappelletti, ancora Boyer, Minotti prova a schermare tutti gli spazi il Chievo Verona. Adesso è Giassei ad andare in pressione su Carassa. Boyer,
tutti gli appoggi sono bloccati, dovrà andare probabilmente lungo, fa così, portiere francese cresciuto nel Paris FC. Spunto di Perina, 2 presenze, 2 gol con Milan Futuro, ha risolto Pavia Milan al 95esimo e ha segnato all'esordio dal primo minuto invece contro la Leon, in totale 90 minuti, 2 reti per il numero 7 rossonero. Minotti, Branca si abbassa per giostrare, pallone allontanato da Uge, già se va a contrasto, la rimessa sarà rossonera, ancora Branca che ha giocato 4 sfide contro il Chievo Verona con il Cittadella in Serie B, ne ha vinta una grazie anche al suo assist in quella partita, l'1-0. Ancora il 10, pennella benissimo in area di rigore, si salva il Chievo con Uge che prova ad uscire, Sala il primo ad arrivare sul pallone, Cappelletti scambia ancora con il numero 8, lo sguardo dentro, chiama palla Perina, invece allontana Sbampato, la chiusura di Vittore Letu. Dutu, Branca di qualità per Diego Sia, arriva per primo sul pallone, questa volta Edoardo Sbampato, Giovanili Chievo, un ritorno per lui che lo scorso anno ha già avuto mister Cacciatore con il Treviso, quindi lo conosce bene, un po' come per la Leon che aveva i 2 centrali portati dall'attuale allenatore. Anche qui la colonna difensiva conosciuta molto bene, si muove su tutto il fronte d'attacco De Cerchio, attenzione alle sue qualità, il Milan deve prestare attenzione, 14 gol lo scorso anno, sempre con il Chievo per il 3/4 che ha esordito anche Micol Pescara. Adesso un po' di lamentele, Pisano va in cielo, Giassei, l'appoggio a Steffè di prima intenzione, il pallone arriva proprio a Campatelli che si alza molto in fase offensiva, Pisano con le mani, Steffè il controllo, pallone che torna all'ex Verona, Palermo tra le altre, da un giro dietro, Sbampato e Uge scambiano i 2. Steffè si apre questa volta per giocare, costruisce a 4 e difende anche a 3 il Chievo, con Pisano che stringe molto in fase difensiva. Campatelli vuole far uscire Milan Futuro, il Chievo Verona di mister Cacciatore, lo sguardo per Giasse, il movimento del 20, su di lui c'è Carassa, guarda il pallone, quasi riesce a prendere controtempo il numero 3 Giassei, pallone che esce, rosso-nero. Questo duello tutto fisico e forza, Carassa Giassei. Qua deve accorciare Diego Sia per venire incontro a questo pallone. Lo scherma a Giassei, viene incontro Simone Branca. Pisano di testa verso destra, anticipato Perina, fa correre Cappetelli, la pressione di Campatelli, Ciaca Traoré, ancora il 19, scambio con Prandini, arriva la sovrapposizione, uno sguardo in area, un tiro cross di quelli sempre un po' pericolosi, lo legge bene Leo Boyer, gioca addirittura dietro rispetto al suo scarico con le mani qui Carassa. Appoggia il pallone per Minotti. Tutto chiuso per appoggiarsi a Dutu che viene invitato a giocare a Carassa che è libero. Può diventare lui il play in questo inizio di gara. Ha toccato tanti palloni il 3. Movimento contro movimento di Branca. Adesso che va a lungo. Uge di testa. Campatelli. Spunta dal nulla da dietro Simone Branca. Ciaca Traoré. Un assist contro la Leon, grande protagonista, uno dei migliori in campo. E Letu di prima, eccolo Ciaca Traoré, perde il pallone, allora la ripartenza del Chievo con chiusura immediata da parte di Sala, allora è Letu. Appoggio a Traoré, la sterzata, perde però il tempo per la giocata, arriva il fallo su Pisano di Branca, lascia proseguire il direttore di gara, allora è Giassei, provare ad innescare le punte, Minotti di testa, Deste, poi Sala, Ciaca Traoré, mezzo al campo, si libera anche di Prandini, Perina, aspetta Campetelli, e Letu, pensa alla conclusione, non c'è spazio, allora è Carassa, ad appoggiare di prima Minotti, scambia ancora con il 3, il movimento di Sia, Branca,
su di lui Pisano, trova un varco interessante per Eletu, il raddoppio arriva, così come la rimessa dal fondo per il Chievo Verona. 12 minuti, non grandissime occasioni, ma sensazione di chissà che la partita è importante qui. Attenzione a Boyer, Deste lo vede fuori dai pali, arriva il vantaggio del Chievo Verona al 12° minuto con Nicolas Deste, l'uscita maldestra di Boyer viene punita dal numero 96, pallonetto mancino. Milan Futuro 0, Chievo Verona 1. Deste arriva il vantaggio ospite al 12° minuto, una pallombella mancina elegante e precisa. Boyer è rimasto a metà sul rinvio lungo della difesa del Chievo Verona, è rimasto a metà strada. Nicolas Deste trova il gol in questo avvio di stagione dopo il 13 gol della passata stagione tra Sant'Angelo e Follonica. Arriva il primo in campionato per Deste, che negli ultimi 3 anni ne ha messi a segno 34, in questo 35. Perina, traversone sul secondo palo, immediata risposta di Milan Futuro, arriva anche la risposta di Riccardo Tosi che salva così il punteggio, si resta 1-0, risposta immediata di Milan Futuro, bellissimo traversone di Cappelletti, testata a colpo sicuro di Sia, miracolo di Tosi, la partita si è accesa. Chaka Traoré adesso sul punto di battuta, andrà col destro a rientrare, si muove Branca, eccolo servito, tempera però il pallone, ripartenza del Chievo Verona, stoppata dal rimpallo vinto da Minotti. Carassa, Traoré, la rimessa per Chievo Verona. Oddo dice la palla va di là, come fa ad essere del Chievo. Rivediamo intanto la giocata e la super parata da parte di Tosi. Dicevamo grande esperienza per il portiere, classe 99, 2 campionati vinti, 3 campionati in Serie C col Mantova, poi uno a Legnago, sempre 3 professionisti. Scorso anno al Chievo, e qui fallo su Diego Sia. Fiammata a Chievo, si è accesa la partita al Chinetti di Solbiate Arno. Adesso la risposta di Milan Futuro non si è fatta tardare, prima con Sia, adesso con questo calcio di punizione sul punto di battuta Sala e Vittorio Eletu. Restano fuori Carassa, Simone Branca, poi tutti dentro, tutti in area di rigore. Minotti, Dutu tra i più pericolosi, Maugé, Pisano, non mancano i centimetri anche per la difesa del Chievo Verona. Parte Eletu, pallone al centro area, allontana proprio di testa Deste, prezioso anche in fase difensiva. Carassa e rischia qualcosina qui, Deste riconquista, si butta dentro del cerchio, c'è anche Giasse, il controllo rivedibile. Branca prende per mano il Milan, sia nello stretto, grande rapidità nel breve. Ancora Carassa, adesso palleggia il Milan. Sala, Cappelletti, si butta dentro Perina, da sostegno Sala, pressione di Steffè che manda un po' fuori Milan Futuro, trattenuta, non fischia il direttore di gara, tra le perplessità del pubblico di casa. De Cerchio, grande qualità nel suo destro, fa cantare palla e fa prendere tempo a Chievo Verona, che adesso palleggia e consolida il possesso. Partita molto equilibrata i primi 12 minuti, Milan con più possesso, ma squadra matura, solida, Chievo Verona, che alla prima occasione non ha lasciato scampo, è passata in vantaggio. Altra pallonata profonda. De Cerchio prova ad accarezzare il pallone, a flirtare con la sfera, pallone che scappa via. Cappelletti col rischio centrale, proprio vicino a De Cerchio. Minotti, Carassa. Gira Milan Futuro, non trova spazio tra le linee, si abbassa Sala, ora prova ad alzarsi Eletu.
Perina si è buttato 4 e adesso riceve. Steffè su di lui, fa sentire il fisico, riconquista Chievo. De Cerchio prova a ricevere questo pallone, ma viene anticipato da Dutu, che poi richiama Caras a stringere verso il centro del campo. La rimessa del Chievo che torna dietro. Uge Tosi, grande protagonista con un super intervento. Poi sbampato. Vuole calma mister Cacciatore. E allora gestione esperta della sfera. De Cerchio. Sbampato. Uge chiama nuovamente palla, il capitano del Chievo. Anche lui come Deste è stato a Sant'Angelo Lodigiano, non a tanti chilometri da qua. Perina carezza il pallone, fallo su di lui, lo gestisce molto bene il numero 7. Ora può salire il baricentro rossonero grazie alla giocata del suo capocannoniere con 2 gol in campionato, Gioele Perina. Dutu, Eletu, Minotti. Squadra che fa del possesso palla una delle sue caratteristiche. Milan Futuro. Branca, autore del gol vittoria, del gol del pareggio. Perina poi ha fatto gol vittoria, un gol, gran gol all'incrocio dei pali al Fortunati di Pavia. Qui intanto il fallo sul solito Deste, inquadrato Diego Sia. Ora un buon pallone, quasi aspetta con esperienza. Il contatto fa salire la squadra, il possesso che resta giallo-blu. Uge. Sbampato. C'era luce per Giassei. Pisano lo salta per andare da numero 19 Campatelli, che si muove un po' su tutto il fronte del centrocampo. Infatti adesso da destra a sinistra la sua pressione, il numero 19. Branca. Carassa, ancora Branca. È bravo qui a recuperare il pallone, sbampato. Pallone che resta rossonero. Cappelletti. Perina prova molto a sfondare sulla destra il Milan. La conclusione di Eletu dai 25 metri. Ben controllata da parte di Tosi, che va adesso nuovamente al rinvio lungo e profondo per De Cerchio. Eletu di testa, prolunga. Perina, qualità per Branca, testa alta, vede il movimento di Traoré lungo e ora controlla il pallone e lo lascia uscire Tosi. Calma, rimessa dal fondo per il portiere, cresciuto nel San Martino Speme, dove è rimasto fino al 2016, poi under 19 dell'Hellas, che ha giocato poi il campionato primavera, poi Virtus Verona con promozione in C, Arzignano promozione in C, poi Mantova, Legnago, come detto, il ritorno al Chievo per estremo difensore, che lo scorso anno era il titolarissimo con 36 presenze. Senza fretta Chievo. Sono aperto per Trillò. Di primo per Campatelli. Triangolo che non si chiude, allora rimessa sotto la curva del Chievo Verona per Milan Futuro. Branca scambia con Cappelletti, riconquista De Cerchio, Deste. Si trovano molto bene i due giocatori offensivi del Chievo Verona. Prova un knock and run. Deste non passa. Diego Sia. Arriva Carassa sulla sinistra a gran velocità. Capisce tutto, sbampato. Poi prova a rallentare il passaggio del pallone Oddo Carassa, sbampato. Poiché fuori posizione. È arrivato il direttore a mettere tutti d'accordo. Sala.
cambia con Cappelletti, poi è Dutu, Minotti, si allarga Carassa, riceve, pressione di Giassei, la finta di Carassa, viene dentro a campo il 3, e Letu rasoiata dall'altra parte, prova ad accendersi Perina, pallone che non passa, va giù Chaka Traoré senza fallo, Campatelli allontana Minotti prima di De Cerchio. Dutu, pallone non preciso per Diego Sia, Chievo che ha vinto la prima giornata 2-1 contro Scansorosciate in casa. Gol De Cerchio e Prandini. Poi ha vinto anche casa della Casatese per 3-1, ribaltando il gol di Ningue con Trillò, Visinoni e Ischia. Poi passaggio anche in Coppa Italia al primo turno contro Obermais, 2-0 con doppietta di Costantino. Chievo insomma che ha sempre e solo vinto in questo avvio di stagione, in cui reciterà parte del grande protagonista, cercando di ritornare ovviamente nel professionismo. ...36 precedenti tra Milan e Chievo nella storia, 27 vittorie in Milan, 2 pareggi, 7 pareggi, scusate, 2 vittorie invece del Chievo Verona. Non fischia il direttore di gara, allora gioca il Chievo con Deste, Giassei dall'altra parte arriva e poi il pallone centrale, era anche una buona idea, ma Campatelli si è allargato, voleva più una traiettoria di corsa verso la porta. Deste lo aveva invitato proprio là per il centrocampista, si sta buttando spesso dentro tra gli spazi creati dalla coppia Deste De Cerchio. Minotti Dutu, compatto il Chievo, non c'è spazio, prova a trovarlo Milan Futuro. Perina riesce a mantenere il pallone, poi sì, è in mezzo a 2, arriva la classica stecca, lascia proseguire il direttore di gara, lascia il vantaggio Carasa, uno sguardo in mezzo, deviazione di Pisano, acrobazia incredibile da parte di Perina, e poi il direttore di gara va direttamente dal capitano Uge a dire che il gioco si sta facendo troppo maschio per i suoi gusti, e poi mister Odo è andato dal primo assistente a ricordargli che quella stecca di cui sopra per il tecnico rossonero era da cartellino giallo. Chievo squadra tosta, tecnica, ha tutte le qualità per essere, come detto, al vertice del campionato fino all'ultima giornata. Duto di testa, Giassei sulla seconda palla, Perina solo per qualche istante, la chiusura poi di Cappelletti, un fallo su De Cerchio. Quadrato Cappelletti, il pallone Trillò con il mancino, gioca corto Chievo Verona. Stefè Ugge, ancora il capitano del Chievo, la pressione forte di Branca. Tosi con i piedi all'ultimo istante allarga per Giassei, Minotti di testa, Pisano, ancora Minotti, ancora Pisano, il pallone rimbalza, deve proteggerlo l'ex terzino del Varese, recupera Sala, poi Minotti a campo, adesso Sala per aprire, un buon pallone per Branca, c'è sia in sovrapposizione interna, adesso arriva anche in esterna Sala, eccolo servito, Giassei su di lui, ci arriva Sala, mette un buon pallone, Tosi si allunga e blocca tra gli applausi del Chinetti per il gesto tecnico del portiere del Chievo Verona, Riccardo Tosi. Sbampato Pisano, voleva il movimento di una punta, qua Pisano
che non arriva. Minotti chiude su Campatelli. Steffè, Deste, Giassei, testa alta, vuole provare la verticale, viene tamponato da Victor Letu, la rimessa rossonera. Boyer riceve da Carassa. Minotti guadagna terreno, si stacca Letu, sia davanti a lui, preferisce Carassa. Un giro dietro per Milan Futuro. Prandini in pressione su Cappelletti. Arriva anche Campatelli in pressione. E Letu. Carassa. Mister Cacciatore voleva un altro giro dietro. Branca cambia passo, chiama l'1-2 con Carassa. Sia. Cerca un taglio in avanti, non lo trova. Pisano continua la pressione fin dall'altra parte del campo. Cappelletti. Traversone interessante, Perina non ci arriva. Preso controtempo anche Simone Branca. Rimessa laterale allora per il Chievo Verona. 28 minuti sul cronometro, il parziale dice Chievo Verona 1, Milan Futuro 0. Al 12° minuto il pallonetto da 30 metri di Nicolas Deste, che sta decidendo per il momento questo match, terza giornata del campionato di Serie D. Pisano con le mani. Pochi compagni vicino, ma la gittata è lunga, lunghissima. Carassa sul pallone riceve un colpo fortuito da Giasse e allora guadagna metri. Chievo Verona con Pisano. Altra rimessa lunghissima, Deste. Campatelli su Minotti. Messa laterale. Carassa, movimento di Branca che torna da Perina. Treillò ha fatto sentire il fisico a Perina. Mette giù Dutu, non era facile. Deste va sul portiere. Lo scambio con pressione. Parte di Prandini, allontana Minotti. Sovrastato Chaka Traoré. Steffè. Torna da Auger. Capitano allarga, cerca la giocata a Prandini. Dutu, Minotti prova a proporre una nuova azione da dietro il Milan, guadagna campo finché può Minotti, poi Carassa tutto chiuso, Pisano a schermare, allora Dutu, stavolta è lui a raggiungere Diego Sia largo a sinistra, errore qui da parte di Sbampato. Branca 1-3 per Sia, arriva prima sul pallone ma l'uscita plastica di Tosi che in due tempi come un felino arriva su questo pallone e lo mangia Diego Sia. Buona combinazione qui, 1-3, cercato il terzo uomo con Chaka Traoré che ha visto di qualità l'inserimento di Diego Sia sul piccolo errore da parte del Chievo in disimpegno. Così era arrivato anche il gol contro la Leon, un errore a centrocampo la squadra di Vimercate e poi Chaka Traoré l'ha trasformato in un assist perfetto per Perina. Deste va via, riesce benissimo a fare il reparto quasi da solo, a guadagnare fallo. Qui non fischia il direttore di gara, allora si prosegue con Minotti che allarga sulla destra. Cappelletti chiedono il pallone fuori e accontenta il numero 2 rossonero e poi arrivano le proteste abbastanza timide comunque di Cacciatore, rispettose verso il primo assistente. La Serie D ha tanto da lavorare con le panchine, ovviamente in mancanza del quarto ufficiale. Si rialza adesso Deste, cantano i tifosi del Chievo Verona. Campatelli 2007, sta giocando un po' zona tre quarti, quindi una partita di personalità stante la giovane età. Chiaramente
Milan futuro imbottito di 2007, 2008, 2006, con esperienza anche lo scorso anno, campionato di Serie C, che li inseriti nel girone B lo scorso anno. Branca cerca il taglio di Sia, Pisano, Giassei, sempre uno sguardo in avanti, ruba un grande pallone, ancora Chaka Traoré che vede di fianco a lui Sia, ecco che riceve il pallone l'11 in area di rigore, prova a giocarlo, poi Branca, ancora Traoré nello stretto, cerca lo spazio, arriva alla conclusione. Trillò prova a ripartire sulla sinistra, adesso Chievo Verona e Letu che conquista un altro pallone. Grande partita fino a questo momento da parte del numero 4 rossonero, che muove velocemente il pallone con Sala, scambia ancora con Traoré. Minotti di prima, Carassa butta nello spazio Branca, preferisce un altro giro dietro Carassa. Sala, Dutu, ancora Lotto, perde il pallone, allora arriva la riconquista ancora del Chievo, tutto solo all'1 contro 1, attenzione, arriva il raddoppio del Chievo Verona con De Cerchio che batte così Boyer, perde palla al Milan a centrocampo e arriva il raddoppio del Chievo Verona. Milan futuro 0, Chievo 2 a minuto 33. De Cerchio a segno la coppia di attaccanti del Chievo, infortunio a centrocampo per Sala che ha mancato il controllo col pallone e non fa prigionieri il Chievo. Grande assistenza qui da parte di Prandini, poi è tutto facile solo sulla carta per il tecnico De Cerchio, che dopo i 14 gol dello scorso anno segna anche oggi dopo la prima giornata, anche lui a quota 2, raddoppio e Chievo Verona. Quadrato, numero 28 De Cerchio, che come ricordato in precedenza ha trovato 14 gol lo scorso anno da tre quarti, questa partita un po' più avanti, però da tre quarti trova davvero tanti gol, un modulo che lo esalta, una squadra che esalta le qualità del numero 28 giallo-blu. Cappelletti va via sulla destra con una grande corsa, mette dentro, Pisano invece decide di mettere fuori, anzi fuorissimo, direttamente in tribuna. Due vere occasioni per il Chievo, i 2 gol, 2 occasioni anche non particolarmente costruite. Bravo il Chievo, un po' meno il Milan, che con l'uscita di Boyer, il pallonetto e lo sfortunato disimpegno di Sala. Branca, arriva l'errore poi, Prandini di testa, Branca ancora lui, Chaka Traoré e Letu. Milan costante possesso nella metà campo del Chievo, il traversone allontanato da Sbampato. De Cerchio, non c'è fallo, Dutu prova la conclusione, fuori, non di poco. 10 minuti al termine del primo tempo, voleva il fallo qui Cacciatore, lo vedete inquadrato, parlare col primo assistente. Allora, rimessa per Riccardo Tosi, protagonista di una grande parata subito dopo il vantaggio del Chievo Verona. Sul colpo di testa, botta sicura di Sia, Deste va letteralmente in cielo, poi l'uscita bassa di Boyer. Carassa, Branca chiama palla e riceve, prova a cambiare passo il Milan con il suo 10, la sterzata, finta di cambio gioco, viene incontro Sala, bellissima apertura qui per Cappelletti che la tiene in campo, di fianco a lui Perina, cerca il break, lo spunto, Chaka Traoré, spalla alla porta, deve girarsi in 3 su di lui, trova Cappelletti il suo traversone, allontana Sbampato, sempre ben posizionato al centro della difesa difficile da perforare del Chievo, che un gol l'ha preso sia nella prima che nella seconda giornata, ma dimostra squadra solida. Lo spunto di Traoré, è arrivato un fallo di mano con cartellino giallo
tocco di mano e il giallo per Trillò. Sulla finta di Chaka Traoré, corto lungo, non se n'è accorto Trillò, pallone che gli rimbalza sulla mano e arriva così il primo cartellino giallo del match. Rivediamo la finta e la mano da regolamento, senza dubbio sicuro il direttore di gara, il signor Ammannati di Firenze, è andato ad estrarre il cartellino giallo a Trillò. Poi Milan Futuro ha la possibilità adesso, attraverso questo corner corto, e Letu sul pallone, con lui anche Sala o il mancino del 4 a rientrare, o Sala ad uscire del cerchio e Steffè comporre la barriera a 2. Aspetta la distanza, sempre fuori area Carassa e Simone Branca, che potrebbe anche ricevere questo pallone molto libero, il 10 rossonero. Vediamo se va dentro Milan o se si appoggia magari al 10 per la conclusione. Tutto pronto, lo sguardo di Eletu che guarda in area, la mette proprio lì sulla barriera, forse la tocca Sala e allora rimessa Chievo Verona, che con esperienza adesso prenderà tutto il tempo per questo tipo di situazioni. Ugge, il capitano del Chievo, Tosi spampato, incontro Campatelli, invece si cerca Deste, mette giù bene Sala per Minotti, poi Dutu, si allarga Branca a sinistra, invece Dutu, capitano, va a destra, Cappelletti, ancora il capitano, Branca per Diego Sì, arriva la pressione forte da parte di Svampato. Branca 1-2 a deludere l'intervento di Giassei e Letu. Carassa, Dutu prende campo, cerca l'imbucata, gran colpo di tacco di Sia e poi Sala non arriva su questo pallone. Giocata illuminante dell'11, cercato di aprire così la difesa del Chievo Verona. Rinvio lunghissimo di Tosi, Deste, buona giocata di Dutu, poi stop di spalla da parte di Branca. Minotti, ancora Branca, e la palla qui per Sala, non arriva sul pallone, Ugge allontana. Branca lascia l'incombenza della battuta a Carassa, movimento di Eletu, Branca vicino a lui, sale anche Minotti, Dutu, tutto chiuso, il Chievo non lascia davvero spazio e tempo a Milan Futuro. Chaka Traoré si gira, Branca dà la sovrapposizione, arriva al traversone del 10 sul primo palo, attaccato da Sala, calcio d'angolo per Milan Futuro e il primo resta a terra. Intanto, se non va derotto Steffè, problema alla caviglia, si rialza adesso il 7. E Letu e Sala, sempre loro sul punto di battuta. E Letu, esce Tosi disturbato anche da Svampato, il pallone che arriva in calcio d'angolo. E allora nuovo giro dalla bandierina, stavolta si presenta direttamente Sala col destro, entrati nel 42esimo minuto. Il Chievo avanti di 2, Deste del cerchio. Pallone forte in area che passa. Diego Sia raccoglie la finta. Sia col destro e la mette all'incrocio. Un gran gol, quello di Diego Sia, che sul finale di primo tempo riapre la partita con una magia.
se la parecchia sul destro, la mette nel 7, neanche Tosi ci può arrivare. Milan Futuro 1, Chievo Verona 2, minuto 42. La partita adesso è ancora più accesa. Dopo l'assist, i 2 assist contro il Pavia, arriva anche il gol in questa stagione. Che gol, guardatelo nel 7. Diego Sia, il Milan tanto tuonò che piove, ha creato tante occasioni, è arrivata ad accorciare le distanze. Bravo il Chievo finora a difendersi e a sfruttare le poche occasioni che ha lasciato Milan Futuro. Resta avanti Chievo Verona, ma adesso la partita è ancora più elettrica. Arriva la pressione di Sala, riconquista il Milan. Diego Sia, guarda il movimento di Chaka Traoré, servito Perina, se la parecchia in scivolata, resta lì ancora Perina, allarga per Chaka Traoré, altra scivolata, salvataggio incredibile, era fuori gioco, pizzicato oltre la linea Chaka Traoré, e il Milan che ancora una volta ha risposto con cattiveria, riconquista, è andata ad offendere. Doppio grande intervento qui da parte della difesa del Chievo Verona, forse colpito alla bocca dello stomaco, era Spisano. Grande intervento, doppio intervento su Perina prima, che forse ha perso leggermente un tempo di gioco nella conclusione. Il primo tocco è stato quasi perfetto, ma ha dovuto ricontrollare il pallone, è lì che è intervenuto col primo salvataggio la difesa del Chievo, e poi è arrivato l'altro salvataggio. Eletu, Dutu, ancora Eletu, non ci arriva Sia, ora Pisano, riconquista ancora Milan, adesso il Chievo un po' in difficoltà, lo sa Pisano, deve allontanare, Dutu ripropone, Steffe rimanda in avanti, Cappelletti decide di giocare con le mani con calma questo pallone quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco e non ci sarà recupero in questo primo tempo, dunque il duplice fischio arriverà al 45esimo. Branca è il più basso dei suoi adesso, numero 10 rossonero, la sventaglia verso Cappelletti. Perina arriva come un treno il 2 in sovrapposizione interna, Perina trova Traoré, bel triangolo, Perina sul fondo, si porta però il pallone oltre la linea e allora la rimessa sarà per il Chievo Verona. Adesso vuole raffreddare un po' questo finale di primo tempo dopo le fiammate di sia Perina e il sempre elettrico Chaka Traoré, imprevedibile in posizione di falso 9. Eletu di testa su Campatelli, Carassa, Sala la apre bene per Branca, uno sguardo periferico, poi di fronte a sé Sia, cambia passo Sia, galvanizzato dal gol, prova a prendere per mano Milan Futuro. Sala lo scambio con Sia, che giocata, si apre un pertugio dal nulla, Diego Sia sulla sirena. Finisce qui il primo tempo, è spettacolo al Chinetti di Solbiate Arno, avanti Chievo Verona 2-1 al 12° minuto. Deste, pallonetto da 30 metri ad aprire la partita che fino a quel momento è stata abbastanza chiusa, poi De Cerchio per il 2-0 del Chievo Verona. Al 42esimo Diego Sia incastona la palla nel 7 per il parziale che racconta di un Milan Futuro 1, Chievo Verona 2. Nel secondo tempo ci sarà sicuramente molto spettacolo. Noi tra poco avremo ai nostri microfoni il direttore di Milan Futuro Jovan Kirowski e anche il vice direttore generale del Chievo Verona Andrea Fulco per parlare un po' del progetto delle due squadre, di come è partita la stagione per le due formazioni che saranno sicuramente protagoniste, lo stanno confermando anche in questi primi 45 minuti di questa terza giornata del campionato di Serie T Girone B. E allora tra poco ne andremo a vedere, come detto. Partiamo con gli highlights, con le interviste. Andiamo a rivedere allora le immagini di questo primo tempo, di questo Chievo Verona
sta vincendo in casa di Milan Futuro. Quadrato, Sergio Pellissier, bandiera, dirigente, che ha ripreso per mano la storia del Chievo Verona attraverso la Clivense, e mister Odo che per quest'oggi ha scelto la difesa 4, un 4-3-3, con il Chievo invece che è partito con una difesa 3, ha inquadrato anche lo staff del Milan con Corradi presente in tribuna. Qui arriva immediatamente al 12° minuto il vantaggio del Chievo Verona con il pallonetto, il mancino di Nicolas Deste, che segna così il suo primo gol in questo campionato. Un mancino, un pallonetto a beffare Boyer al 12° minuto per il vantaggio del Chievo Verona, sull'uscita un po' maldestra da parte del portiere francese. Poi a macinare gioco Milan Futuro, che 30 secondi dopo il vantaggio del Chievo si costruisce con Cappelletti e sua traversione, colpo di testa di Diego Sia, l'occasione per pareggiare immediatamente. Super parata di Tosi, rivediamola con il ginocchio destro. Poi qui il pasticcio, l'intervento sfortunato da parte di Sala con De Cerchio che raccoglie, salta Boyer, deposita in rete per il 2-0, il raddoppio del Chievo Verona al minuto 33. Risultanza di De Cerchio, 14 reti per il trequartista giallo-blu lo scorso campionato, secondo centro in questa stagione per il 2-0. Il Milan che continua a giocare però spesso nella metà campo del Chievo Verona, che si è difeso molto bene, ma ad aprire la difesa del Chievo Verona ci ha pensato al minuto 42 Diego Sia su sviluppi di calcio d'angolo. Sala, pallone che viene pizzicato dalla difesa del Chievo Verona, la sterzata di Diego Sia, poi la mette all'incrocio dei pali, secondo gol in campionato anche per primo gol dopo i 2 assist contro Pavia per Diego Sia. Palla nel 7, Milan Futuro 1, Chievo Verona 2 per questi primi 45 minuti, e poi sul finale, sulla sirena, la giocatona di Diego Sia che prova a crearsi dal nulla un'occasione. L'uscita dell'ottimo Tosi per il finale del primo tempo, che vede in avanti gli ospiti per 2-1. E allora possiamo anche andare a questo punto a sentire le dichiarazioni del direttore di Milan Futuro con il nostro Luca Brivio di Jovan Kirovski a bordo campo. Eccolo qua, ascoltiamo. Ripartite da mister Massimo Odo in panchina con obiettivi importanti, con un gruppo di ragazzi interessante e talentuoso. Mi faccia il prospetto di quello che vi aspettate da questa stagione, quali sono gli obiettivi? Massimo, abbiamo un allenatore con esperienze di tutte le categorie, lui anche è un giocatore del Milan che è importante per cultura, e più importante, lui non ha paura per giocare con giovani giocatori. Abbiamo un chiaro strategia del nostro progetto. Giochiamo con giocatori giovani. Ieri per esempio giochiamo con 2008 in primavera, 8-2008 in primavera, che è importante, e anche oggi è importante, giochiamo contro adulti, molto importante per noi. E questo è il progetto, quindi quello che vi aspettate da questa stagione, valorizzare i ragazzi. È anche Milan Futuro uno step di passaggio tra il settore giovanile e la prima squadra. Che dinamica c'è tra le squadre, tra appunto il settore giovanile e voi e la prima squadra? Lavoriamo tutti insieme, tutti i giorni, i nostri staff parlano tutti i giorni con prima squadra, anche con primavera. Lavoriamo tutti i giorni insieme, è importante tutti siamo insieme con questo progetto, importante. Le dichiarazioni del direttore Jovan Kirovski. Andiamo a sentire sempre con Luca Brivio anche le parole del vice direttore generale del Chievo Verona, Andrea Fulco. Direttore Fulco, è un piacere essere qui con lei e parlare del progetto Chievo. Ci spiega un po' a che punto siete arrivati, la ripartenza societaria, adesso è una società molto ambiziosa. Innanzitutto buongiorno, grazie. Sì, il progetto è ambizioso, ci stiamo lavorando, siamo ripartiti un po' da zero, stiamo ricostruendo un po' tutto e l'obiettivo è quello di arrivare il prima possibile nei professionisti. Quindi obiettivo stagionale e stagione già iniziata bene, perché i primi risultati dicono che il sorriso c'è. Sì, l'obiettivo penso non sia un po' alla luce di tutti, quindi sì,
ci proviamo, l'obiettivo è quello di vincere, ci auguriamo che tutto vada nel migliore dei modi. Grazie. Le parole anche del vice direttore generale del Chievo Verona, Andrea Fulco. Allora noi ci risentiamo tra poco per il secondo tempo di Milan Futuro Chievo Verona.
Ben ritrovati dallo stadio Chinetti di Solbiate Arno, dove tra qualche istante andrà in scena il secondo tempo di Milan Futuro Chievo Verona, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie D Girone B. Intanto vediamo pronti due cambi, se non erro, è pronto a entrare il numero 15 Borsani e anche con ogni probabilità Matteo Geroli con il 16, vediamo. Doppio cambio per Milan Futuro. Vediamo chi esce fuori. Carassa Milan Futuro esce con il numero 3 perché Carassa e dentro Borsani con il numero 5 Emanuele Borsani, il 15 Borsani, esce con il numero poi fuori anche Sala ed entra con il numero dentro 16, Geroli. Matteo Geroli. Parla un gran bene di Geroli. Cambia anche per il Chievo. 20, fuori Giassei, con il numero 21 Simone Ischia. dentro Ischia, mi trova un po' opaca per Giassei. Cacciatore lo ha visto e ha deciso di cambiarlo subito. Dentro allora Ischia, subito, ma 3 cambi per le due squadre. Comincia secondo tempo con Steffè, gioca per Tosi, provata lunga, cercare il solito Deste, Minotti, poi Branca a tenere vivo il pallone e a palleggiare. Ancora Branca, la pressione proprio di Ischia, va a prendere stessa posizione nello scacchiere tattico che è stata nel primo tempo ricoperta da Giassei, mezzo destro lì a centrocampo. Subito Geroli, rimessa laterale del Chievo, che era un po' alle corde nel finale di primo tempo con la pressione forte di Milan Futuro. Adesso l'intervallo ha permesso di prendere fiato e anche a mister Cacciatore di dare le indicazioni giuste ai suoi. In testa Branca con fallo, stavano lamentando infatti i giocatori rossoneri. È arrivato il fischio da parte di Ammannati di Firenze con qualche centesimo di secondo di ritardo. Dutu riceve da Minotti, Marco Cappelletti, Borsani, Branca, Sia, grande protagonista di questo primo tempo rossonero. Poi Pisano dietro per Tosi, altra pallonata, si affida tanto ai lanci lunghi. Qui Deste lavora con il fisico senza fallo forse, poi frana su Boyer con un po' di irruenza, lascia per terra Minotti e sfonda Boyer. La potenza di Nicolas Deste, sta ancora a terra l'estremo difensore francese, che da rivedere il contatto con Minotti, che di certo piccolo non è, però il strapotere di Deste qui non ha lasciato dubbi sulle caratteristiche del bomber clivense. Rivediamo solo il finale, la spallata che va a bucare il petto di Boyer. Ripreso il gioco con Borsani, Branca sempre propositivo a centrocampo, lungolinea per Chaka Traoré. Tosi, invio lungo, Ischia prolunga, ancora Minotti, la sfida con Deste. Dicevo che ha giocato molto questi palloni diretti alla punta. Di fatto gli ospiti stanno giocando con Deste, a supporto c'è De Cerchio con gli inserimenti un po' di Campatelli, però così l'idea di gioco del Chievo Verona, che sta funzionando. Il 2-1 racconta questo, mentre si sta scaldando anche Paloschi tra gli altri, qualche problemino fisico per lui ad inizio stagione. Geroli
forse fallo, lascia proseguire il direttore di gara, arriva Ischia, la chiusura di Minotti. Branca non riesce ad arrivare sul pallone, un paio di interventi ruvidi in mezzo al campo, al limite. Ancora zoppicante Campatelli con l'intervento in precedenza, anche Prandini è andato a contrasto con Minotti ma si rialza. Tosi, Ugge riceve, Trillò, siamo ancora col capitano del Chievo, dicevamo di Paloschi che si sta scaldando. Dutu, così come gran parte della panchina del Chievo Verona, quindi vuole giocare le sue carte mister Cacciatore. Questo secondo tempo si ha triangolo con Corsani, Trillò, anticipo di Minotti, la rimessa però ed è Chievo Verona. I suoi tifosi presenti che cantano a inizio partita, fanno sentire il loro appoggio alla squadra di Ugge e compagni. Bampato, Tosi, ora il 4, Steffè viene incontro, palla lunga per De Cerchio, Letu controlla di testa Giroli, Cappelletti pressato, Perina perde il contatto col pallone, ancora De Cerchio, sponda non precisa, poi Perina, la chiusura di Ischia. Trillò, Prandini, Steffè, Spampato, Isam, pallone per Branca adesso, chiama palla Perina, può andare a puntare 1 contro 1, cerca lo spazio per il mancino, Perina fa tutto da solo, lo fa benissimo ma c'è la chiusura di Ugge. Letu ripropone ancora il Milan, adesso attacca a testa bassa, Sia dal limite, allarga Giroli, poi Ciaca Traoré, passo doppio, pallone dietro, a rimorchio, arriva Borsani, altra conclusione, altro salvataggio, ancora una volta come nel finale di primo tempo di Eros Pisano, adesso attacca a testa bassa al Milan, 52 sul cronometro, Cacciatore fa sentire dalla panchina, scatenato, tecnico del Chievo, Dutu, Cappelletti, Giroli, Perina, grande qualità, prima è entrato con una lama calda nel burro della difesa del Chievo Verona, conclusione ribattuta. Prandini ritorna sul pallone, Cappelletti con grande scelta di tempo. Branca, Borsani appena entrato subito vicino al gol, il numero 15 Giroli, Vito Frizzanti, nuovi innesti, Sia il pallone che arriva a Giroli, Ciaca Traoré, la pareggia il Milan da 2-0 a 2-2, era accaduto il contrario contro la Leon e adesso il pareggio di Milan Futuro con Ciaca Traoré, si gira nello spazio, il classico tiro sotto le gambe del difensore, si tratta di Trillò, nulla da fare per Tosi, Milan Futuro 2, Chievo Verona 2, minuto 53, Ciaca Traoré. Prima volta in stagione che prende 2 gol il Chievo Verona, lo prende da un Milan che sta giocando una partita, a parte le 2 sbavature che hanno permesso al Chievo di fare 2 gol, pressoché perfetta. Ciaca Traoré trova il gol del pareggio e adesso tutto da rifare. Se era interessante prima lo sarà ancora di più adesso, perché il Chievo vorrà portare a casa i 3 punti, posto che un punto anche in casa di Milan Futuro non sarebbe male, anche nel percorso di un Chievo grande protagonista della Serie D. Prandini,
Pampato Pisano. Movimento di Campatelli, eccolo servito. Lungo, era rimessa per il Milan. Dutu. Branca chiama palla Sia. Su di lui Steffè lo segue praticamente tutto il centrocampo. La finta di Simone Branca e Letu triangola col 10 che coinvolge adesso il capitano. Prende per mano Milan Futuro Branca, giocatore di un'altra categoria, tantissimi anni in Serie B anche da capitano col Cittadella. Porsani, ancora Branca. Geroli viene a chiamare con personalità questo pallone. Traoré, Perina, la palla Cappelletti, Ciacca Traoré entra in area di rigore. Ciacca Traoré prova a slalomeggiare ai 16 metri, poi picchia via il pallone come può. Trillò con il Chievo, adesso deve difendersi con le unghie e con i denti. Dutu e Letu. Branca. Ora Vittore Letu, un tocco, vuole velocizzare Milan Futuro. Minotti. Sia, Dutu. Data la punta qui Uge. Steffè. Trillò con fallo. Spinta di Cappelletti, sanzionata dal direttore di gara. Porsani è entrato 2008, Geroli 2007, che Boyer 2008, il portiere rossonero, molto giovane. I giovani invece, gli under di Chievo Verona, sono Campatelli e Giassei, che ha lasciato spazio a Ischia. Però 2006, computo delle regole, tutto corretto. Boyer. Porsani. Sia, prova a proporsi ancora, molto mobile anche lui. Ridente tutta imprevedibilità quello di Milan Futuro. Perina. Tocco di Trillò. Possesso che resta di Milan Futuro. Un'altra grande prestazione da parte di Perina. Dopo i 2 gol nei 2 spezzoni, con l'esordio assoluto a Pavia e l'esordio dal primo minuto contro la Leon. Si conferma Perina, ha giocato punta centrale l'ultima partita, adesso esterno. Giocatore offensivo che può ricoprire tutti i ruoli in avanti. E Letu, testa alta, Cappelletti in costante proiezione offensiva, guarda la porta, conclusione! E trova il primo gol con i grandi Cappelletti, un diagonale fantastico, aveva alzato la testa, la cattiveria con cui aveva caricato il destro, aveva l'intenzione della conclusione, così è stata, la ribalta al Milan. Milan Futuro 3, Chievo Verona 2, 57esimo minuto, Cappelletti dalla distanza, palla in buca d'angolo perfetta con deviazione di Uge, beffato Tosi, forse poteva arrivarci il portiere, quella leggerissima deviazione ha portato al gol del classe 2007 Mattia Cappelletti, che ha trovato il jolly da fuori. 5 gol in 58 minuti. Milan Futuro che a conti fatti, dopo il 2-0 con la Leon, avrà qualche rammarico di non essere già punteggio pieno, posto che la crescita dei giovani resta l'obiettivo primario per il club. Adesso cantano i tifosi del Chievo Verona a dare sostegno ai propri ragazzi, che hanno visto rimontare da 0-2 a 3-2 il Milan, che continua ad attaccare. Cappelletti, Dutu, Borsani,
butta Branca nello spazio, il buco di Spampato, poi Capitano G la mette in rimessa laterale per i rossoneri che restano in avanti. Capitano G qui, leggerissima deviazione sul tiro di Cappelletti. Sia Borsani ancora gira pallone il Milan con Dutu che riceve da Minotti. Cappelletti, Geroli chiama il pallone, arriva la pressione forte di Trillò, torna dietro Geroli, ancora 16. Dutu, ex Lazio, trova una buona traccia per Cappelletti, non intuisce la verticale del capitano rossonero. E Letu in qualche modo riesce a toccare il pallone molto bene per Sia. Adesso preso un po' in mezzo Ischia sul palleggio rossonero. Ischia che luglio 2024 all'Under 20 dell'Hellas Verona, poi all'Avis in Serie D, ha messo a segno 2 reti lo scorso anno, classe 2006, centrocampista subentrato al posto di Jassey. Pronto Paloschi intanto ad entrare. Chievo Verona proverà tutte. Geroli cambia passo, spacca in due il centrocampo del Chievo, Suolata, poi cerca Traoré, peccato perché manca il controllo, ma grande chiusura di Eros Pisano. Adesso si difende bene il Chievo, chiede il cambio, forse cerca Traoré, alza il braccio e richiama la panchina, mentre dovrebbe uscire Pisano per il Chievo, un cacciatore che prova un po' il tutto e per tutto con dentro Serendo Paloschi. Vediamo se forse c'è anche un doppio cambio. Pronto anche il Milan alla sostituzione. Seguiamo prima tiro della bandierina con Branca, secondo palo Minotti, la rimette a centro area, pallone che viene sfiorato solamente da Borsani, la mette giù Ciaca Traoré che sì, non ce la fa, ha chiesto il cambio, zoppica Branca, la pennella in area Trillò, Borsani la mette giù, cerca spazio, tallonato Ciaca Traoré, finito la benzina. Altra grande partita per Ciaca Traoré che vuole il pallone fuori, che non riesce più a correre. Dolorino, speriamo sia Ino per il Milan. Come anticipato, fuori il numero 3 Eros Pisano, dentro Paloschi, nato a Chiari, provincia di Brescia, esordio il 10 febbraio 2008 in Serie A con il Milan contro il Siena, e dopo 18 secondi arriva il gol decisivo della vittoria dei rossoneri. Nel 2008 poi a Parma con la promozione in Serie A, segna 12 reti, subito fondamentale. Nel 2008-2009 miglior attaccante under 21 della stagione, giocatore di cui conoscete tutta la carriera molto bene. Stato fuori Traoré, dentro Domnizei con il numero 19. Quindi è arrivato anche questo cambio, mettere due punte adesso con De Cerchio che torna nel suo ruolo più congeniale da tre quarti puro alle spalle di Paloschi ed Este. Paloschi che si anche la maglia del Genoa, prima doppietta in Serie A contro la Roma, poi al Chievo dove ha giocato tanti anni, ha segnato anche la sua prima tripletta in carriera con la maglia del Chievo in Serie A contro il Genoa. Tanto seguiamo Perina, doppio controllo di petto, elegantissimo il 7 e Letu da sostegno. Geroli cerca di far passare il pallone, Diego Sia, la finta di tiro e poi viene ripreso così, una grande finta da parte di Diego Sia. Attenzione al rinvio lungo, perfetto per Deste che manca il primo aggancio, allora Dutu può andare a ringhiare sul numero 96 che cerca la giocata, va via di fisico Deste, Dutu tiene botta,
poi Eletu a un tocco, Geroli, la finta, cerca l'esterno del cerchio, riconquista Dutu, rimette le cose a posto per i rossoneri in questa giocata. Pallone rimpallato, la rimessa con le mani per Cappelletti, viene incontro Dominizzei. Ora il 19, subentra Perina, fisico e qualità. Dall'altra parte c'è una prateria per Borsani che conduce, arriva la sovrapposizione costante da parte di Branca, 1-2, ancora Borsani di tacco, cerca la giocata, pallone allontanato male, Dominizzei chiuso, commette fallo in attacco, aveva allontanato Prandini, inserito bene, grande giocata di Borsani, chiama e ottiene l'1-2 con Branca, poi colpo di tacco addirittura a centro area. Rivediamo la parte finale dell'azione. Un altro cambio con Turano al posto di Trillo. Numero 98, Trillo già ammonito anche per un fallo di mano nel primo tempo. Buona prestazione attenta di quantità per Trillo, si lascia il campo in favore di Turano, S2004. Turano al Chievo lo scorso anno, 21 presenze, un gol contro il Sondrio. Gozzano e Gubbio. Breno e Ambrosiana per lui, con 70 presenze e 2 gol. Per il neoentrato numero 98, Ugge. Pallone per Branca. Borsani. La rimessa è per il Chievo Verona. 66 sul cronometro, grande secondo tempo, avevamo anticipato di potenziale spettacolo, così è stato. Solbiate Arno allo stadio Chinetti. Adesso Chievo si ributta in avanti con i nuovi innesti, soprattutto con l'ingresso di Paloschi, Alberto Paloschi, che sceso di categoria tra Desenzano e Pro Palazzolo negli ultimi anni, 18 gol nell'ultima stagione. Turano, chiusura scivolata di Cappelletti. Prandini. Ugge. Pennella per Turano. Torna la Ugge. Chievo è costretto a fare la partita in svantaggio di una rete, rimontato da 0-2 a 3-2. Turano del cerchio, il dinamismo per il 28. Prandini, sovrapposizione di Turano, Prandini, il pallone deviato e prolungato da Paloschi. Arriva Borsani, il pallone che esce, poteva ripartire in superiorità numerica al Milan in un potenziale 4 contro 3. Ci può arrivare Borsani. Steffè. Ugge. Dominizzei in pressing. Deste non ci arriva. Dutu, arriva Boyer. Borsani. Branca. Dominizzei si butta dentro. Dall'altra parte Perina chiama il pallone tutto solo, riceve. Può andare a puntare il 7. Difesa schierata, cercherà il mancino di fianco a lui, Cappelletti. Tagliato, sbampato prima di Sia. Rimessa offensiva, Simone Branca con calma arriva sul punto di battuta con le mani. Chievo pronto
Un altro cambio, l'aggancio sì, allora può ripartire Campatelli, 2 volte sia su di lui, gioca da terra senza fallo, rimessa laterale per il giallo-blu. Azione di Branca e recupera Eletu. Prandini, Perina, Domnizei chiama palla, Perina prende per mano i tempi di gioco e rallenta palleggiando, ossia Borsani, Branca, e adesso accelera, si è aperto Domnizei, Borsani, pallone deviato, giunge sul mancino di Simone Branca che torna dietro da Borsani e Letu, da sostegno, gran palla, mancina per Domnizei, traversone, arriva l'anticipo preciso di Uge, Ischia pone il vuoto nella terra di nessuno, pallone che non esce, allora il cambio non può essere effettuato da mister Cacciatore. Eletu, Minotti, Borsani, ancora Eletu, Sia, Steffè, e con questa Chievo Verona adesso deve imbastire una manovra offensiva rapida. Turano si è buttato a destra, va via Turano, arriverà il giallo qui, anticipiamo, Cappelletti. Moneta Turano, arriva il momento del cambio, Chievo Verona dentro Zanfisi con il numero 70, fuori Deste, esce con il numero 96 Nicolas Deste ed entra con il numero 70 Riccardo Zanfisi. quindi fuori Deste, già 6 Trillò, Pisano fino a questo momento, dentro Turano Zanfisi, Ischia e Paloschi per il Chievo, dunque dentro il numero 70, classe 2007. Anche Vladimirov, il difensore del Milan, ha tolto la pettorina, c'è a terra Minotti, potrebbe entrare proprio Vladimirov al suo posto, entrati i sanitari in campo, tanto a colloquio con il direttore di gara ci sono Diego Sia e Simone Branca. Pronto a entrare Vladimirov e giù Minotti, inquadrato adesso, problemino fisico, minuto 72, ancora 20 minuti, partita che ha regalato tante emozioni ma è ancora lunga. Non solo Vladimirov dentro, anche Perrucci per il Milan. Il numero 14 chiama il cambio, un bel esordio stagionale per Perrucci, esce Cappelletti appena ammonito, autore del gol, il 3-2 per Milan Futuro, dentro Perrucci e poi fuori Minotti, fortunato, dentro Vladimirov, probabilmente sì, sarà la difesa 3 Milan Futuro, vediamo. Seguiamo questo calcio di punizione di Steffè che appoggia a Prandini, pallone non perfetto, Sia prova ad accorciare ma Tosi è in grande vantaggio. Sì, difesa 3 Dutu, Vladimirov, con Borsani, Perrucci a destra, può fare un giocatore che può giocare anche ala, esterno offensivo. Eccolo qua, subito impressione su De Cerchio, Geroli, grande qualità ma De Cerchio non perde contatto con il pallone,
arriva dall'altra parte, fatto da Borsani, ancora De Cerchio, forse fuori gioco di Paloschi, 1-2, pallone che arriva, ma viene allontanato da Geroli, preziosissimo anche in fase difensiva. Steffè sul punto di battuta, sale tutto il Chievo Verona, il Milan tutto in area di rigore a protezione del risultato del 3-2 parziale. Steffè sul primo, Paloschi lo lascia passare, mischia in area, libera il Milan, Domnizei cambia lato verso Sia, la chiusura di Ischia, Geroli sulla seconda palla, preferisce guardarla uscire e giocarla con le mani. Con calma Borsani, e Letus propone grande finta qua, Geroli 1-2, continuano a dire di cambiare maglia al direttore di gara, perché qui Geroli aveva appoggiato il pallone al direttore, che ha questo bordeaux che è molto simile al rosso-nero, con pantaloncino nero come Milan Futuro, e Letu ha guardato la panchina, ha chiesto una pettorina, gioca a Chievo, Dutu su Paloschi, godiamoci questa partita con passione e con gioia e non roviniamola con atti di violenza o di razzismo. Grazie. E Letu, Steffè riconquista Patelli, poi la spizzata di Paloschi, Dutu mette in calcio d'angolo. De Cerchio dalla bandierina, sale anche Uggè, che adesso spinge, vorrà sfruttare le palle inattive per trovare il punto del pari, il punto del 3-3. Si stacca il primo palo Paloschi, anticipato, resta giù Dutu, colpito al volto, si tocca i denti, vede il fallo qua, capitano di Milan Futuro. Adesso alza notevolmente il baricentro, spinge con capitano Uggè, spampato Brandini, Milan si abbassa tanto in fase difensiva, pressione di Branca, poi Domnizei su Uggè che alza un campanile che può diventare pericoloso per il Milan, non arriva a Ischia, sale in alto Boyer, Borsani, 2 in difesa per il Chievo, Uggè e Turano in questa azione difensiva. Adesso si mette in ordine la squadra di Cacciatore. Ferrucci con le mani, Perina, movimento incontro, arriva Geroli, Domnizei, anche Letu si propone, Branca a memoria per Borsani, arriva la doppia scivolata, Ischia la tocca per ultimo. Allora, con le mani adesso Borsani, 78 sul cronometro, 3-2. 15 con calma, si muove il solito Letu che guarda Geroli per il suo movimento, 16 adesso a luce, Borsani invece cerca Domnizei molto bene, sulla seconda palla arriva Sia, allontana il Chievo con Perrucci, adesso Domnizei non ci arriva, Uggè, lo scambio, poi Zanfisi, e prima cercare De Cerchio, Campatelli che si appoggia un po' la maglia rossonera, e Letu. Borsani cambia gioco, ma serve un pallone utile a Brandini per trasformare l'azione da difensiva ad offensiva. Paloschi, De Cerchio
qualità il numero 28 giallo-blu. Brandini leggermente corto per Auger che è alla meglio, arriva Giroli, adesso Siperina può giocare questo pallone, va via da solo, messo giù da Turano, tanto resta a terra che chiede il cambio. Il giocatore del Chievo dovrebbe essere Campatelli, se non vedo male, era già pronto un cambio del Chievo, vediamo se dovrà cambiare. I crampi per il numero 19 che rivediamo, è andato giù. Adesso i sanitari del Chievo entrano in campo. Fratelli, problema al polpaccio, c'è pronto però già il cambio. Zudas dentro con il numero 26, Esce con il numero 19 Marco Campatelli, proprio Campatelli a lasciare il campo. Alexander Zudas. Quindi dentro Zudas, finito i cambi. Chievo Verona, fuori Campatelli e dentro Zudas, 2005 Alexander Zudas. Svampato Steffè, Brandini, De Cerchio, subito Zudas sul pallone. Branca alza la testa, Veronica di Branca che poi perde contatto col pallone, ma c'è Giroli. De Cerchio, Dutu, chiamano il fallo i giocatori del Verona. Branca vede fuori il portiere, cerca il gol della domenica, calcia fuori Simone Branca, chiede scusa. Il numero 10 che ha nei piedi questo tipo di soluzioni, in questo caso non l'ha trovata. Steffè, Tosi abbassa il Milan. Linea bassa adesso difensiva. Steffè, Brandini contro tempo, Ischia, Borsani con un po' di frenesia. Auger, Turano, Auger, Brandini, due tocchi, cambia molto bene per Ischia. La giocata centrale, chiude Dutu e Letu. Borsani, Branca, Ischia su di lui, Branca va giù, prende fallo e qui esperienza Milan Futuro. Una giocata perfetta per scelta di tempo, momento e gestione di Simone Branca. Di Boyer, Auger su Domnitsei, 8 alla fine. Branca, Sia, cerca una sterzata su Sbampato che chiude bene e rilancia, cercare Zanfisi. Ferrucci, Domnitsei accenna lo scatto, ma non è troppo profondo, quindi Tosi Auger attacca praticamente con 5 giocatori il Chievo. Brandini, Svampato da Tosi, deve rinviare forte, cercare la seconda palla. Dutu di testa, la seconda arriva proprio apertura per Turano, cerca spazio per il traversone, lo trova sul secondo palo, leggermente lungo per l'inserimento di Steffè. Si era aperto, si era buttato nello spazio. Che cerca di raffreddare la partita. Chievo che invece
Prova delle fiammate per il 3-3. Guai. Perina di testa Auger. Dutu. Il campanile non semplice da leggere, ma è di testa di De Cerchio. Pressione di Zanfisi, tratto voglioso sul terreno di gioco. Perina non riesce a gestire un pallone assolutamente complicato. Prandini, Ferrucci non lo tocca, e allora rimessa di Milan Futuro, così almeno indica il direttore di gara. Ferrucci con le mani, si muove Letu, si muove Domnizzei, in testa Turano. Questo 2004, qualcosa da dire al primo assistente. Giocata di Branca, cerca la Veronica ma viene chiuso da parte di Steffè, che ha fatto una prova coreacea. Qua il pallone per il cerchio, Dutu dietro, Boyer, Domnizzei spampato in mezzo a Auger, spampato qui Domnizzei, non è semplice il fallo. Questa terra a Ischia. È stato l'86esimo minuto, rivediamo. Fallo di Sia, secondo il direttore di gara. Adesso arriverà una pallonata in area di rigore da parte del Chievo. Era una giocata decisiva. Invece no, gioca corto Prandini. Spampato. De Cerchio. Pallone per Paloschi. Colpo di testa da ottima posizione, libero sul primo palo Alberto Paloschi. Trova la porta, l'inserimento da Bomber. Conclusione non alla Paloschi, rivediamo. Tanto Domnizzei si pizzica con Sbampato, colpo di testa di Prandini. Ischia la rimette dietro. Non perfetto. Domnizzei, Steffè su di lui. Vladimiro, Borsani, Sia, Dutu. Gran palla qui per Geroli. Domnizzei, con le palla nei piedi Perina. Domnizzei trattenuto, riesce ad andare via il numero 19 che va a puntare. Testa bassa, cerca un compagno, cerca supporto. Al traversone, la speranza di un corner, poi Perina. Allora riconquistato da Ischia e Letu, frequenza superiore, guadagna la rimessa e conquista l'ennesimo pallone della sua partita Vittore Letu. Ferrucci dietro, Dutu, Vladimiro, Borsani, intervento di Zudas in scivolata, fermare la corsa, numero 15 rossonero. La rimessa laterale affidata a Borsani. Si crea lo spazio, Sia rischia su di lui, allarga le braccia e Letu dice maglia trattenuta. Il direttore di gara invece ha visto il fallo da parte dell'attaccante numero 11 di Milan Futuro. E allora Tosi andrà al rinvio quando siamo entrati nel penultimo minuto di gioco. Branca, appoggio dietro per Perrucci,
Anche lui Perina. Geroli, pettinata al pallone e poi Branca, protezione della sfera e gira per Vladimirov, gestione, in questo caso matura del pallone per Milan Futuro. Ferrucci e qui col brivido, allora Paloschi e Letu riconquista un altro pallone. Branca con calma. Vladimirov, 89esimo minuto, aspettiamo di capire l'entità del recupero. Geroli, Perina chiama palla, vuole la giocata, protezione, Turano su di lui con fallo. E qui il fallo. Tutu, il pallone, 20 secondi alla segnalazione del recupero, saranno 5 minuti di recupero. Perina non riesce a tenere il pallone in campo. Turano con le mani. Ugge. Si giocherà ancora per altri 5 minuti di recupero. Svampato. Tutu sul pallone. Branca, gestione con Borsani. Vladimirov la alza per Branca. Messo giù. Guadagna un altro fallo molto prezioso per Milan Futuro. Ischia a commetterlo. Rivediamo. Sentito toccare da Ischia, dalla pressione. E arriva così il fallo. Dominizzei. Ischia rovescia. Poi Zudas. Turano. La corsia mancina è libera, prova a prenderla tutta al numero 98. Ferrucci a dar fastidio, poi Geroli. Arriva il giallo per Geroli, poi finge la manata in faccia, gesto molto brutto da parte di De Cerchio, ammonito. Geroli, gesto un po' da bullo quello di De Cerchio. Grande qualità per il numero 28 sul campo, ha dimostrato anche attraverso il gol grandissima qualità. Adesso può andare a mettere in area di rigore, difesa in futuro molto bassa. Tosi, il portiere di fianco a De Cerchio, chiama il pallone, allora gioca proprio il 28, la mette in area, colpo di tacco, situazione molto pericolosa. Zudas, adesso Chievo cerca il gol con insistenza, con queste palle in area di rigore, la giocata, poi Branca, ancora Zudas, può ripartire il Milan. Domnizzei dall'altra parte da solo, sia aspetta Branca che gli dice di gestire il pallone, di non forzare. Arriva Ugge da dietro, Branca, ancora il capitano del Chievo Verona a riconquistare palla, c'è Diego Sia, rimessa laterale per Milan Futuro. Pericoloso lì, tanto nervoso capitano Ugge, si becca con Branca che in realtà lo guarda come a dire non è successo niente. In precedenza il Chievo ha creato una potenziale occasione con la spizzata in area di rigore. Il Branca tocca il pallone, sta a terra Zudas. 93esimo minuto, adesso 2 prima del triplice fischio, con Tosi che andrà a picchiare il pallone più forte che può, tutti in avanti, tutti alla caccia, e la seconda palla che è di Vladimirov. Poi il fallo in attacco, adesso il Chievo, un'altra ghiotta occasione presa con le unghie e con i denti.
Zanfisi è andato a conquistare questo fallo. Punto di battuta c'è Turano e da qui può andare dentro, può andare al cross. Chievo che ha giocato una partita, una squadra di categoria, attenta dietro, ha preso sì 3 gol, ma ha sempre approfittato delle poche occasioni che ha lasciato Milan Futuro. Una squadra molto giovane, 2006, 2007, 2008 in campo per Milan Futuro. La squadra esperta Sorniona ha saputo approfittare, seppur non creando tantissimo, e adesso ha una palla importante con la qualità di De Cerchio, che può andare direttamente in porta quando siamo a 50 secondi dal triplice fischio. De Cerchio cerca il tiro cross, poi Perina allontana così Zudas, ultimo uomo, arriva Geroli al contrasto, posizione forse oltre la linea di centrocampo, sì, così è, fuori gioco di Geroli. 30 secondi alla fine, scaldano gli animi per questi ultimi palloni bollenti della partita. Non è che resta al limite dell'area, Perina lo allontana ancora, apertura per il solito De Cerchio, arriva Branca, pallone che resta al 28 che lo rimette in area di rigore, Perina lo rovescia, Dominizzei non riesce a tenerlo vivo. Allora 8 secondi al 95esimo, col Chievo che spinge in avanti, chiama palla Turano per rimetterla con le mani più lunghe che può in area di rigore. Scaduto adesso il 95esimo minuto, siamo oltre, sarà l'ultimo pallone del match, l'ultima sfera che resta in area di rigore. De Cerchio dal limite, carica il destro, la chiusura di Dutu e finisce qui. Milan Futuro la ribalta e vince 3-2 contro il Chievo Verona. Partita bellissima, partita spettacolare, partita che ha vinto Milan Futuro per 3-2. Le reti messe a segno da Desti al 12esimo minuto, De Cerchio al 33. Sul finale di primo tempo Diego Sia l'ha riaperta. Nel secondo tempo Ciacca Traoré e il diagonale dalla distanza di Cappelletti hanno fissato nella pietra il risultato finale, il 3-2 di Milan Futuro sul Chievo Verona, che è e sarà una grande protagonista di questo campionato, come ha dimostrato di esserlo Milan Futuro. Partita d'alta, ad altissima quota, vinta dai rossoneri, ma sarà un campionato avvincente, sarà un campionato molto equilibrato. Ogni partita fino a questo momento è stata equilibratissima, con Milan Futuro che ha vinto al 90esimo, ha pareggiato la seconda dopo essere stata avanti di due gol, 2-2. Questa partita sotto di 2 la vince 3-2, la ribalta, ma la costante di questo avvio di campionato è il grande equilibrio che regna tra le formazioni in campo. Il Chievo ha grandi qualità, un grande allenatore, grandi giocatori di qualità. Andiamo a rivedere allora le azioni salienti di questa partita attraverso le immagini montate dalla regia di questo Milan Futuro Chievo Verona. Andiamo, eccole qua, con la presenza in tribuna di Landucci, il secondo di mister Allegri, di Corradi. Il pallone lungo qui, l'uscita da parte di Boyer che rimane un po' in mezzo, ne approfitta ad est con un mancino che va a superare Boyer. Rivediamo il pennello da parte dell'attaccante numero 96 d'Este per il vantaggio del Chievo Verona. Risposta immediata, 30 secondi e subito arriva il colpo di testa di Diego Sia, il miracolo di Riccardo Tosi a tenere il punteggio sull'1-0. Il Chievo è dietro, il Chievo si difende, il Chievo gioca una partita attenta, attentissima, e approfitta di tutti gli errori del Milan, quello di Boyer prima, quello di Sala qui con l'apertura per De Cerchio che freddissimo salta Boyer e trova il gol del 2-0 del Chievo Verona al minuto 33. Sembra giornata nera, nerissima per Milan Futuro che va sotto di 2. Dopo 2 piccoli errori il Chievo ne approfitta, va avanti 2-0. Partita che sembra chiusa nonostante manchi poco meno di un'ora di gioco. Partita che verrà ribaltata da Milan Futuro. L'assist di Prandini, il gol dopo i 14 della scorsa stagione, ecco il secondo in questo campionato per la qualità del 28 De Cerchio che porta il punteggio sul 2-0
per il Chievo Verona. Impazziscono i tifosi ospiti. Finale di primo tempo, arriva Diego Sia che dopo i 2 assist contro Pavia, voilà, giocata e palla nel 7 per il gol dell'1-2 di Milan Futuro. Diego Sia la mette nel 7, eccola qui la giocata, la scherzata, palla all'incrocio più lontano. Questo è il cacciatore qui, qualcosa da rimproverare. E poi al 45esimo l'altra fiammata del numero 11 che prova a crearsi un pertugio inesistente ai blu. Lo ha visto lui, ha provato a prenderselo nella ripresa, ci aspettavamo una grande partita, grandi emozioni sono arrivate fin da subito, tanti cambi subito al 45esimo, fuori Giassei, dentro Ischia per il Chievo Verona, dentro anche Borsani e Geroli per Sala e Carazza per Milan Futuro, che trova subito la giocata di Geroli per Chaka Traoré, che trova il punto del 2-2 ad inizio ripresa. Milan Futuro che adesso concretizza e capitalizza le tante occasioni create durante la partita. Eccola qui, il primo gol in campionato per Chaka Traoré, l'assist di Geroli appena entrato. Se ne parla un gran bene anche del numero 16, il centrocampista di Milan Futuro. E qui arriva anche il gol del 3-2 che vale i 3 punti per Milan Futuro. Il primo gol tra i grandi di Cappelletti, che beffa così Tosi, diagonale rasoiata in buca d'angolo per Cappelletti per il 3-2 di Milan Futuro sul Chievo Verona. La ribaltata così, la formazione di mister Massimo Oddo con il gol, la bordata da parte del numero 2 che impazzisce di gioia per un gol che vale i 3 punti. Il Milan che così supera il Chievo Verona con 2 vittorie, quota 6, il Milan a 7 con 2 vittorie e un pareggio, attacca a testa bassa poi il Chievo Verona con tante pallonate in avanti alla ricerca della seconda palla. Qui Paloschi subentrato, l'ex Milan, che ha trovato il primo gol in Serie A, il primo gol tra i grandi, tra professionisti dopo 18 secondi con la maglia proprio del Milan a San Siro. Poi De Cerchio, l'ultimo secondo, Capitan Dutu salva così e può esplodere di gioia Chinetti di Solbiati Arno per la vittoria di Milan Futuro, che sale a 7 punti, sorpassa il Chievo Verona che era 6. E il saluto finale tra i due allenatori. E allora possiamo andare subito in diretta a bordo campo da Luca Brivio, che è con lui l'MVP, il migliore in campo della partita, Diego Sia. Diego, grandissima emozione, il primo gol stagionale, hai scelto il momento giusto per farlo. Sì, aspettavo tanto questo gol, sono contento che è arrivato in una vittoria importante, spero di farne tanti altri. Senti, anche una partita difficile perché incontravate il Chievo che ha ambizioni di vincere questo girone. Milan Futuro vuole crescere, però direi che sta crescendo piuttosto bene in questi mesi. Sì, noi stiamo lavorando da inizio luglio, quindi penso sia solamente il coronamento di tutti i sacrifici che abbiamo fatto da luglio a qua e vogliamo continuare così. Senti, hai una dedica per il gol? Ma lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti i miei familiari che sono qua a vederla. Che sono qua vicino alla rete. Grazie Diego. Grazie. Queste allora le dichiarazioni dell'MVP della partita, Diego Sia, che ha trovato il gol, il primo gol di Milan Futuro in questa rimonta. Grazie alla regia, grazie a Luca Brivio, un caro saluto da parte di Francesco Specchia.